Lidia Laudani, sei pronta all'intervista? Sono sempre pronta. No, perché tra poco sei tu in onda e ci devi spiegare il tuo libro, il tuo nuovo libro e i pensieri su ciò che sta accadendo in questo momento storico e devi raccontarla giusta, eh. La racconterò. La racconti? Sì, sì. Fidiamoci. Signori, il buongiorno rinnovato. Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere anche agli autori del territorio. Tra pochissimo, proprio così, la scrittrice Lidia Laudani, vecchia conoscenza di Sammy Varin e della nostra radio, ci presenta il suo ultimo libro, ma anche il prossimo che sta per uscire tra pochi giorni. Prima però, per restare in argomento, da un'autrice scrittrice invece a una cantante, perché la canzone indipendente delle 11 del mattino è di tale Iside che scrive una canzone per una campagna contro la violenza di genere. La canzone si intitola Vedo e Iside ci manda anche un suo saluto. Sentiamo Iside. Ciao a tutti, sono Iside Bombaci, in arte Iside. Volevo salutare tutti gli amici di Radio Libertà ed invitarvi ad ascoltare la mia intervista che si terrà ai microfoni dei Semmi il 24 gennaio alle 12. Non vedo l'ora di parlarvi del mio ultimo singolo Vedo, che tra l'altro è un inno impegnato anche nel sociale. Mi raccomando, non mancate.
Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin su Radio Libertà, il secondo tempo della nostra rassegna stampa lo facciamo storicamente parlando anche di territorio, parlando con artisti, con autori, con chi ha ancora il coraggio di dire qualche cosa. E quindi abbiamo una di fianco che è abituata a dire quello che pensa su ogni argomento e quando non lo può dire in un microfono lo scrive. Lei è partita come modella curvi, l'abbiamo vista e sostenuta per parecchi anni, è salita su molti palchi, ha fatto tante passerelle, portando sulla passerella anche chi non pesa 40 kg. Poi è passata a trasmettere in radio, proprio su questa radio, incredibile ma sì. Poi ha fatto pure la conduttrice televisiva. Adesso, da qualche anno, è diventata scrittrice, autrice e aggiungo anche di successo. Ecco a noi Lidia Laudani! Oh, grazie Sammy, buongiorno a tutti, grazie. Va bene così come presentazione? Ottimo, va hai un po' meglio? studiato, sì, perché devi migliorare, però diciamo che va bene, dai. Ragazzi miei, siciliana di Cassano Magnago, per l'esattezza. Lei è venuta a vivere vicino a casa mia per disturbarmi ulteriormente, no? Così non ho scuse Certo, per portarti in radio. io ero No? abituata a vederti in radio quando avevo Sì. la mia trasmissione, poi Però casi... ti ha fatto bene non fare più radio per un certo tempo perché hai cominciato a scrivere. Sì, perché quando accumuli tante esperienze e poi di colpo non hai più la possibilità di svolgere quelle attività, ti ritrovi come in una sorta di aver voglia di vomitare tutto, no? Ecco, E quindi guardate che librone che ha scritto la Lidia Laudani, ragazzi. mi piacciono le cose grosse, È un Sammy. librone, ecco, andiamo subito sul pesante. Un'altra vita, sono Beatrice Pascale, questo è solo l'inizio. Questo è il librone di cui vi stiamo parlando in questi mesi, perché ormai è ora che ne esca un altro, ma da cui è partito tutto quanto. E devo dire, questo libro, io ci scherzo con la Lidia perché appunto siamo stati colleghi per qualche annetto su queste frequenze, e questo libro sta andando a ruba nel vero senso del termine, perché viene presentato in radio, in televisione, in molte biblioteche e in molte scuole. Bravo. Scuole. La cosa che mi riempie più di orgoglio è proprio andare nelle scuole, parlare ai giovani, parlare ai ragazzi, perché loro sono il nostro futuro e dobbiamo sempre lanciare un messaggio importante a questi giovani di oggi, che io li vedo un po' persi, un po' smarriti. E cavolo, addirittura se non smarriti, questi vogliono distruggere tutto quanto. Vediamo in questo weekend manifestazioni che dovevano essere pacifiche, hanno distrutto Bologna, hanno ferito poliziotti che ora ci pensano due volte prima di chiedere i documenti a uno di questi ragazzi, perché quando gli chiedi il documento a qualcuno che non è bianco, immediatamente arrivano a decine di non bianchi e circondano la camionetta della polizia. Cosa sta succedendo? Signori, di questo e d'altro si parla nel libro Un'altra vita di Lidia Laudani, che parte però ricordando quelle che sono le problematiche dell'esistenza di chiunque viva su questo pianeta in questo periodo. E perché stai portando con così tanto successo questo libro anche nelle scuole? Da dove parti? Che cosa cerchi di insegnare, senza presunzione, ai più giovani? Qual è il campanello d'allarme che vai a risuonare staccandoti magari dagli altri autori, artisti, cantanti che menano il torrone nelle loro canzoni su problematiche similari, ma facendo il tifo per queste problematiche, quindi ispirando alla violenza, dicendo ma che bello picchiare i poliziotti, ma che bello avere il macchinone o spacciare droga. Lidia Laudani. La parola chiave di tutti i miei romanzi è la parola resilienza, rinascita. Questo è il motivo per il quale ho scelto il titolo Un'altra vita per il mio primo romanzo e Un'altra me poi per il successivo, che uscirà proprio tra pochissimi giorni. E questa parola è bellissima: resilienza, rinascita, ricominciare. È quello che io voglio
non insegnare, ma trasmettere, far capire che dentro ognuno di noi c'è questa forza. Non è uno più forte, uno più fragile, c'è dentro ognuno di noi, basta solo saperla, smuovere, no, come un gatto assopito, svegliarlo un pochino e tutti abbiamo la forza di ricominciare, di farcela. I giovani di oggi secondo me hanno poche aspirazioni, poche ambizioni e non avere una passione ti porta poi a creare situazioni poco piacevoli come manifestazioni che dicevi tu Sammy, perché quando non hai un obiettivo allora devi trovare il modo di occupare il tuo tempo e purtroppo tanti giovani, lo impiegano in modo sbagliato. E come dico io, e come. E quindi Lidia, in cosa parli in questa Un'altra vita? Chi ti conosce ti ha già scoperto, basta poi cercare Lidia Laudani, autrice, su Facebook, su Instagram e la scoprite pian piano, la nostra Lidia Laudani scrittrice. Ecco, abbiamo qui proprio la tua fotografia che hai scritto questa mattina, direzione Radio Libertà, dove tutto ebbe inizio. È vero, inquadriamola, Francesco, inquadriamola questa pagina Facebook della Lidia Laudani, che scrive appunto direzione Radio Libertà, dove tutto ebbe inizio, perché in questo libro si parla, seppur indirettamente, proprio della nostra radio. Assolutamente sì. La protagonista ha 30 anni, anche se poi ci sono dei flashback col passato, un passato difficile, il padre che l'ha abbandonata, eccetera, ma lei finalmente riesce a riscattarsi, a ricominciare e a fare il lavoro dei suoi sogni, che è proprio quello di lavorare in radio. Quindi, si snocciola tutto intorno a questa situazione, a questo lavoro importantissimo, perché per me è stato fondamentale fare questa esperienza. Grazie Sammy, io, non finirò mai di ringraziarti per la tra l'altro poi mi hai anche spoilerato che c'è una possibilità di ritorno, io lo dico adesso pubblicamente. Così mi inguaia, Così. no? Così mi inguaia. No, ma io veramente, adesso non vorrei, ma lo dico a tutti, mica solo a te, chiunque entra in questa porta, dico, ma prego, vuoi fare una trasmissione? Sto scherzando. Però la Lidia Laudani ha quella parlantina, anche quel modo di scherzare, di rendere un po' più leggere le cose. Ecco, in questo penso ti sei un po' varinizzata. Sì. Cioè hai imparato dal sottoscritto Sammy Varini il fatto che sì, siamo in una valle di lacrime, però bisogna cercare anche di avere un sorriso, di avere una prospettiva. Si può parlare di tematiche pesanti, difficili, ma senza tralasciare comunque la leggerezza o magari l'ironia, che è sintomo di intelligenza. Questo io l'ho portato anche nel mio libro, perché nonostante io parli di temi pesanti, quali relazioni tossiche, stalking, revenge porn, autolesionismo, perché dicevo c'è anche flashback passato dalla protagonista, nonostante queste tematiche forti, io comunque ho raccontato una storia giovane, quindi lei fa la giornalista, poi fa un'importante intervista a un cantante, si innamora del manager, quindi c'è anche un triangolo amoroso e c'è anche un pizzico di erotico che ho messo per alleggerire appunto la pesantezza delle tematiche che ho affrontato, perché si può parlare di cose importanti anche aggiungendo un pizzico di leggerezza, perché il mio obiettivo era arrivare soprattutto ai giovani, ce l'ho fatta e per arrivare ai giovani io devo alzarmi al loro livello, non abbassarmi, alzarmi al loro livello, perché loro sono sopra di noi. Loro hanno delle ali meravigliose che spesso purtroppo vengono tappate per colpa della società, eccetera. E quindi l'obiettivo è proprio questo, parlare ai giovani soprattutto. Ecco perché la domanda di prima, l'emozione di andare nelle scuole, vedere questi occhi, quando io ero al loro posto sul banco e sognavo, no, chissà dove sarò, chissà, e vedevo magari gli ospiti che venivano da noi a scuola e dicevo: "Mamma mia", e li guardavo con occhi ammirati, proprio che meraviglia, come perché è lì lui a parlare con noi, adesso io sono lì a parlare con questi ragazzi e a dare la forza e a continuare a nominare questa parola, resilienza. E stai dicendo delle cose molto belle, riuscire a comunicare con i giovani è forse la cosa più difficile oggi, anche da parte nostra, di noi grandi, di noi genitori, di noi nonni. Lidia Laudani, lei è giovane, giovanissima, ma hai comunque una figlia che sta diventando grande. Quali difficoltà trovi nella comunicazione con tua figlia? E parlo anche per il sottoscritto Sammy Varin, i miei figli compiono 14 anni tra poche settimane e la difficoltà di comunicazione comincio a percepirla ormai da qualche annetto.
quale corda bisogna sfiorare per comunicare meglio con i nostri figli? Perché è davvero un casino e parlando di figli parliamo anche di tutti questi giovinastri o figli del barcone, come li chiama Sammy Varin, o tamarri, come dicevamo negli anni 70-80, adesso ci sono termini molto più interessanti. Come si può comunicare loro? E tu hai detto bene, sono importanti, sono sopra di noi e da loro abbiamo da imparare sotto molti punti di vista, però forse anche loro dovrebbero imparare qualche cosa. E come riuscire a insegnargliela questa qualche cosa? Con un'altra parola importantissima che è la parola fiducia. Io dico sempre a mia figlia: se succede qualcosa tu non devi dire "Oh mio Dio se mia mamma lo scopre", tu devi dire "Oh mio Dio vado da mia mamma a raccontarle questa cosa qui". Non devono avere paura questi giovani di parlare con i più grandi, devono sapere che dall'altro lato c'è chi li ascolta, invece spesso non vengono ascoltati dagli insegnanti, non vengono ascoltati dai genitori, perché abbiamo 3 miliardi di cose da fare. I giovani devono sapere che dall'altro lato c'è qualcuno pronto ad ascoltarli, magari non per forza a capirli, perché siamo generazioni diverse. Adesso mia figlia ha fatto 17 anni il 31 dicembre. La salutiamo, come si Sì, chiama la Aurora. Aurora. 1,72 m, 73 ormai altrettanto di famosa, bellezza. perché viene sempre ripresa sui tuoi social, eccetera, come modello. E questa è una cosa anche bella, perché comunque è anche un Invece lei è modello. molto timida, riservata, non vorrebbe, però Ma c'ha un qualcosa, a quanto pare, che ti sta insegnando, che ti sta ispirando, forse anche la stesura dei libri che stai pubblicando. C'hai una figlia lì davanti, la guardi, le parli, cerchi di capire, appunto, come dicevo, quale corda, quale frequenza utilizzare per farti ascoltare da lei. Chi meglio di Aurora può effettivamente aiutarti nella scrittura di un libro che parla soprattutto alle nuove generazioni. Ricordiamolo, anzi, spet nothing, che adesso vado a cercare la locandina, perché la Lidia Laudani, zitta zitta quatta quatta, è passata da noi per pubblicizzare la prossima data. ma no, son venuta per Inquadriamo, venire a trovarti, Francesco, Sammy. sì, si dice sempre così. Inquadriamo la locandina, grazie Francesco, perché proprio questo mercoledì Lidia Laudani sarà a Milano alla Biblioteca Tibaldi. Già. Ore 20:30. Diciamo anche la via? Certo, Viale Tibaldi 41, Municipio 5 a Milano, una serata che darà modo di riflettere su tematiche attuali e importanti, scrive, a partire da un romanzo che scuote le coscienze con delicatezza, analizzando l'amore in tutte le sue sfaccettature, senza escludere quelle più oscure. Vedete come va effettivamente a sfiorare ogni situazione, e oggi, se non lo facciamo strano, è quasi, ci sembra monotono. È una storia d'amore, ma anche di rinascita e speranza. Ecco, speranza, scritto minuscolo naturalmente, ci piace perché ci dà modo di credere ancora ad un futuro per i nostri ragazzi che vada al di là del Tony F della situazione, che comunque ha devoluto alla Croce Rossa l'incasso del concerto di Roma. Vabbè, ripulirsi la coscienza è sempre Ma fa sempre se l'è comodo, no? pulita bene, io mi sono alzato in piedi e l'ho ringraziato, ragazzi, perché questo parla di scopa, sesso, allarga, violenza, eccetera, ma poi devolve l'incasso di queste sue meditazioni alla Croce Rossa, quella che poi queste ragazze le va a soccorrere. E però, lo vedremo tra qualche settimana a Sanremo, e quindi lì canterà una canzone bellissima, è Cuore Lo sai e già. amore. No, il Conti ce l'ha assicurato, un pezzo che ci lascerà a bocca aperta, per cui capisci anche, come hai detto tu, come ci si lava di queste colpe con uno Con sforzo facilità. minimo. Certo. Diamo l'incasso, 10 euro, cosa vuoi che siano, diamo l'incasso alla Croce Ma certo, Rossa. intanto si è parlato di lui, poi ci si ripulisce la coscienza, quindi che ci vuole? Un attimino. Signori, se volete parlare di questo ed altro con Lidia Laudani, come vi dicevo, è dopodomani, 15 gennaio, ore 20:30, ingresso libero, Milano, Biblioteca Tibaldi, Viale Tibaldi 41, ore 20:30. Bella idea portarvi a casa questo libro di Lidia Laudani, Un'altra vita, che è un librun, quindi non lo finite in una sera, assolutamente In no. 3.
ma che ci porta, prima di tutto, vi porta in un ambiente che ben conoscete, quello di Radio Libertà, perché si parla anche di una radio, di uno speaker, insomma, sembra quasi che parli di Sembra qualcuno quasi di che noi. siamo qui. Sembra, ma poi insomma sfiora tante argomentazioni che quotidianamente purtroppo siamo chiamati a leggere sui vari quotidiani, Sì. ma non finisce qua. E non finisce qua, perché c'è già pronto il prossimo. Ma non vi libererete di me. C'è il Il prossimo. prossimo è sempre il continuo, quindi la protagonista è sempre Beatrice Pascal. Il prossimo uscirà ormai a brevissimo, mancano pochissimi giorni, si intitola Un'altra me. La parola chiave è sempre resilienza, quindi sempre rinascita, ricominciare. Io nel libro 1 ho parlato della protagonista che si tatua una fenice sulla schiena, che va in contrapposizione alle cicatrici che lei, perché faceva autolesionismo, quindi queste cicatrici si uniscono a questa fenice e quindi come l'arte giapponese, quando si rompe un vaso non viene buttato ma viene riempito d'oro, quindi quel pezzo è unico. Allo stesso modo le nostre cicatrici, sia quelle visibili sia quelle metaforiche, sono speciali perché ci fanno ricordare che ce l'abbiamo fatta e ci rendono unici. Quindi nel secondo la protagonista è sempre Beatrice Pascal, infatti in copertina, non ho qui materialmente ancora il libro fisicamente perché uscirà a breve, però in copertina c'è proprio lei di spalle che ha tolto le scarpe rosse, che invece sono simbolo del primo libro perché appunto richiama la violenza. Si toglie queste scarpe, lei cammina scalza e di spalle ha questa meravigliosa fenice sulle spalle che si intreccia con queste cicatrici, quindi rinascita e resilienza. Sto guardando sulle spalle della Lidia Laudani se c'ha la fenice, ma la dovrei spogliare. Rimandiamo alla prossima puntata. Fa ancora freschino, qui possiamo aumentare la temperatura, quindi posso aumentare a piacimento. No, vedete insomma come prosegue questa analisi delle problematiche della nostra società con attenzione la Lidia Laudani. Questo sta piacendo parecchio. Infatti, ricordiamolo ancora una volta, sei stata invitata da molte biblioteche, da molte scuole, da radio importanti, insomma, stai girando. Sì. Nonostante, ricordiamolo, come anche molti artisti indipendenti che intervisto, Lidia Laudani ha un suo lavoro, tra virgolette, serio, e quindi tutto questo lo sta portando avanti parallelamente al tuo lavoro, tra virgolette, serio, che ti dà da campare, ma questa cosa sta diventando sempre più importante. Sì. E io sono contento perché vuol dire, insomma, che hai delle cose da raccontare. Sì, io ci credo tanto e quando una persona ci crede a qualcosa sono sicura che in un modo o nell'altro ce la fa, arriva. Si dice sempre così, no, è uno così, su ragazzi. 1000 ce la fa, altro che noi siamo qua a sperare, però giustamente vi dicevo, la speranza, la fiducia nel prossimo non deve mai mancare, anche se ogni tanto ci lasciamo andare dicendo tanto sono tutti uguali, parlo dei politici. Non è vero, però si fa fatica a discernere. Lidia Laudani, l'ultima domanda te la devo fare perché, come dicevo, stai girando, è entrata qua, non sapeva più neanche, cioè, si era dimenticata la strada per Avete venire a cambiato Radio Libertà. tutto. Guarda, mi alzo, vado via. Già io ho l'orientamento di un criceto. Sì, stava girando per la sede della Lega. Oh, dove siete? Cioè, perché? Perché sta girando tante radio, tante televisioni, è stata anche a Mediaset, ti immagini se ti perdi lì non esci più. Qual è stata la situazione che ti è più piaciuta, interessata in questi mesi, anzi qualche annetto ormai che stai girando? Qual è la situazione che ti è rimasta più impressa tra le biblioteche, le scuole, le radio, le televisioni, quel giornalista che ti ha fatto quella domanda o quel pubblico che è rimasto particolarmente colpito dalla tua presenza, dalla tua presentazione? Quale collage puoi presentare a chi non ti conosce e ti sta iniziando a comprendere proprio in questi minuti? La cosa più bella sono i feedback che ricevo dai lettori. È vero, se fate un giro sul Facebook, Lidia Laudani, autrice, scrittrice, quel che lei è, salta fuori tutti i feedback, tutto il feedback che li scrivono, no? E lei li pubblica, quindi attenti anche a cosa senti le che scrivete. Bella, esatto, perché li pubblico, e senti che bella questa, quindi oltre ai messaggi magari sui social,
Lidia Laudani, scrittrice. Oltre a quelli anche quando faccio le presentazioni mi capita di essere seguita da un insegnante con i suoi ragazzi che lei li ha obbligati a comprare il libro, a leggere il libro, ha fatto la verifica, il tema, ha portato alla maturità, eccetera. Questi ragazzi, a mia insaputa, hanno dato dei loro commenti. Quello che mi ha fatto venire la pelle d'oca e i peli delle braccia che non tolgo, che mi si sono mi sta guardando. È un po' penosa, anche sotto le ascelle mi sa, ma è di moda ragazzi. È stata una ragazza che ha detto: "Io facevo fatica a parlare in pubblico, ma anche a tu per tu con un'altra persona per timidezza o per 30.000 motivi. Dopo aver letto questo libro ho trovato dentro di me una forza che non conoscevo, adesso giuro ho creato un mostro, quella ragazza ha voglia di spaccare tutto. Se non è questa la cosa più bella, può andare oltre televisioni, radio". Grazie. Applauso. Grazie, questa è la cosa più bella. Cioè stai creando Un tante mostro. piccole Mostri. Lidie Laudani e no, guarda che è una cosa bellissima È perché solo che nasce tutto da Sammy Varin, perché tu hai creato ho detto io, dovevo fare attenzione quando ti ho tirato sul cursore del microfono la prima volta, dovevo dire non farlo Sammy, non farlo. Hai fatto la cosa giusta, No, Sammy. sono contento, ma tu l'avevi cominciata già prima perché avevi cominciato ad andare in passerella nonostante tu fossi curvi. Già, non pesa mica 40 kg la Lidia Laudani, non è mica piattina che non si vedono le forme, eccetera. Ci sono, nei punti giusti ci Anche se sono. sei dimagrita parecchio. Sì, ma smettila che te l'ho dovuto far notare io. Comincia a non piacermi più, sei troppo magra. A me non piacciono quelle troppo magre. No, sono la versione migliore di me che si può sempre migliorare. Si può migliorare, ma mangia un po' di più. Va bene. Lidia Laudani, cercatela su Instagram, su Facebook, ma soprattutto cercate facilmente, semplicemente su Amazon, il suo libro Un'altra vita, salti fuori subito. Subito, sì. Basta che scrivete Lidia Laudani, perché c'è chi m'ha copiato un po' il titolo, dopo di sì, ci sono altri Un'altra vita. L'invidia. Quindi Un'altra vita, Lidia Laudani. E se volete portarvi avanti anche il prossimo titolo che sarà Un'altra me. Un'altra me, roba da poche settimane ed esce. Sì, quindi, manca pochissimo. Ragazzi miei, che anteprima che posso Che darvi. scoop. Grazie Lidia Laudani, un grande onore averti di nuovo qui, ma come si dice sempre, non finisce qua. Chissà mai che in futuro altre sorprese, apparizioni, sparizioni possano avvenire. A presto. Grazie Sammy, Ciao. grazie a tutti. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Pompa, 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 Rabbit Hole! Sono stati ospiti la scorsa settimana nei nostri studi Forgot a Dream. Wow, wow, wow! Arrabbiati col mondo, ma non pericolosi. Mischiano psichedelico anni 70 con grunge anni 90. Un bel cocktail che li ha portati a essere scoperti dagli ascoltatori di Radio Libertà. Rabbit Hole Forgotten Dream ci porta anche al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Quanti complimenti per la nostra Lidia Laudani, ve la riporto, promesso, certamente ve l'ho detto, questo mercoledì ore 20:30 Viale Tibaldi, alla Biblioteca Tibaldi di Milano, presenta il suo ultimo libro. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, a proposito di questa sera, riapre la sezione della Lega. E già, come molte sezioni, abbiamo visto quella di Alessandria, ma non soltanto, si ricomincia a fare quattro chiacchiere, ad ascoltare la gente. Questa sera, lunedì 13 gennaio, ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, Milano, riapre la sede della Lega con Samuele Piscina, segretario provinciale Lega e consigliere comunale. Ma a proposito di eventi targati Lega, venerdì 17, questo venerdì alle 18:30, in Val d'Aosta a Ver, Salone Bonomi, si parla di un argomento molto scottante per chi abita in montagna e purtroppo non soltanto, perché stanno arrivando anche in pianura. I lupi, la gestione del lupo alla luce del declassamento della Convenzione di Berna. Chiaramente sono argomenti trasversali che a volte dividono anche la politica, ma dividono all'interno della politica. Il lupo è l'animale più bello, a chi non piacciono i lupi? Io li amo i lupi, però stanno diventando pericolosi, come molti altri esseri ungulati cominciano a essere troppi e il pericolo, oltre che per l'uomo, e può avvenire nel caso ad esempio dell'orso, abbiamo visto anche delle scelte spiacevoli che abbiamo dovuto portare avanti, ma il lupo sta distruggendo tutto ciò che incontra, è un predatore, preda qualunque cosa e per avere quella cosa distrugge tutto ciò che la racchiude. Se ne parla questo venerdì 17 alle 18:30 al Salone Bonomi di Ver, Valle d'Aosta, con ospiti l'onorevole Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, Eurogruppo Patrioti per l'Europa, Francesco Bruzzone, responsabile Dipartimento Caccia della Lega, ma ci sarà anche Enrico Petigax, esperto in gestione territorio e fauna alpina, e Pier Vittorio Stefanone, veterinario. Interessante come argomentazione la gestione del lupo. Chiaramente gli eventi targati Lega li trovate tutti quanti sul sito legaonline.it e voi stessi siete invitati a farmeli avere inviando anche in questo momento il vostro evento che state organizzando sul vostro territorio al 340 67 09 659, ripeto 340 67 09 659. E intanto vado anche a leggere un po' di WhatsApp perché ne avete fatti tantissimi questa mattina. Sono in onda dalle 7:30, avete ascoltato insieme la rassegna stampa e i titoli non sono mancati. E il bello della mia rassegna stampa è che potete commentarla in tempo reale con un WhatsApp. E tra i tanti WhatsApp c'è ad esempio quello di, vediamo un po'. Ma che musica meravigliosa! Ah, quando mi fanno i complimenti per gli artisti indipendenti io sono contento. Dunque, aspetta, che pezzo era? Erano le 8:39. Il pezzo di Cate, Fantasmi, abbiamo mandato questa mattina alle 8:39. Ma che musica meravigliosa, grazie. Credo
che se permettessero il matrimonio ai sacerdoti si eviterebbero molte storture. Tra gli argomenti, tra le gatte da pelare di questo Papa, c'è questa argomentazione, adesso possono entrare a diventare sacerdoti anche i gay, sì, bastano che siano gay buoni e che quindi non portino avanti rapporti sessuali. Ma io l'ho detto, tra poco ci sarà il confessionale personalizzato. Come lo vuoi, il prete? Normale? Gay? O vuoi una suora? Perché no? Magari lesbica? O ancora, mamma mia Sammy, adesso ti prendi il fulmine, lo vuoi nero? Perché, e qui non sto scherzando, effettivamente ognuno può avere la propria predisposizione. Come una donna forse si trova un po' problematica a raccontare i fatti propri a un prete uomo, magari se fosse donna, una suora, ci parli più volentieri? Che ne pensate? Fatemi sapere, 340 6709 659. Queste sono cose che io vi metto sul tavolo. Il mio lavoro di giornalista è quello di stillarvi il dubbio. Poi voi capite se è una cazzata oppure no, ne sono certo. Però intanto vi faccio pensare. Ciao grande Sammy, non festeggio la dipartita del famoso fotografo, ma sono sicurissimo che non sentiremo per nulla la sua mancanza. No, Ruggero, non sono d'accordo, dispiace certamente, è su tutti i siti la notizia della notte, è morto Oliviero Toscani, aveva 82 anni, gli inizi, le campagne shock e gli incontri, non era certamente simpatico e non ha mai voluto bene alla Lega e neanche alla Regione Veneto. Ricordate quando dava degli ubriaconi ai veneti? Adesso ci ha pensato Matteo Salvini, vedi, con le nuove regole del codice stradale, ma per favore. E proprio sul sito del Corriere c'è pubblicata l'ultima campagna, le campagne pubblicitarie provocatorie, mai banali, le foto più celebri, e quindi l'uomo raffigurato da una banana, bullo, e ancora United Color of Benetton, e quindi i bianchi di ogni tipologia e i neri, e erano cose anche che ci davano fuoco alle polveri, perché il fotografo serve anche a questo, come Sammy Varin vi fa pensare con la battutina e il fotografo con una fotografia dà fuoco alle polveri. Chiaro che lui non si limitava alla fotografia, ma parlava pure, e in molti casi le cose che dicevano erano terribili. Quando ci sarà l'astrologa? Oh mamma mia, la Deborah Bellotti, signora delle stelle, è stata evocata e sicuramente ci sta ascoltando, si farà sentire, ma ditemi anche su cosa volete che io la interroghi, perché il bello, ogni 15 giorni di solito, per chi non ci segue così spesso, Sammy Varin ospita la Deborah Bellotti, signora delle stelle, che è un'astrologa professionista, fa la fattura, in senso buono, e giustamente a lei chiediamo una previsione molte volte che riguarda politici italiani o internazionali, ma anche argomentazioni proprio di quello che succede nel mondo, le guerre, come andranno a finire, e ultimamente stava prevedendo cose non belle. Tu dici, ci vuole poco, siamo nella merda fino al collo. Però ogni cosa che ha previsto l'ha sempre azzeccata, capito? Lei ce lo dice 6 mesi prima. Ed è interessante questa cosa, capito? 6 mesi prima sai quello che accadrà. Mago, no, astrologa. A proposito di lupi, 12 morti e 56 feriti nella stagione venatoria 2023-2024 a causa dei cacciatori. Questo è il vero problema di sicurezza pubblica. Gli attacchi del lupo all'uomo sono eventi molto rari e quasi nulla negli ultimi 100 anni. Caro Antonio, non parlavo degli uomini. I lupi, per fortuna, hanno paura, se ne scappano quando vedono un uomo, però attaccano tutto ciò che l'uomo possiede, e quindi se hai degli animali da cortile, qualunque tipologia di animale, loro distruggono qualunque recinto pur di arrivare a quell'animale, e se ne hai tanti te li fanno fuori tutti quanti. Poi ad attaccare l'uomo, abbiamo visto, purtroppo è molto spesso un altro animale che si chiama orso, un altro animale bellissimo, sul quale abbiamo litigato più volte per capire cosa bisogna fare all'orso quando inizia a scendere in paese e diventa un pericolo anche
per chi vive a ridosso dei boschi. WhatsApp al 340-6709-659. Devo mandare un gigantesco grazie a tutti coloro che mi seguono da questa mattina alle 7:30. Siete pazzi, completamente pazzi. Di Toscani ricorderò l'estrema cattiveria, un requiem comunque lo reciterò anche per lui. Mattarella batte colpi solo l'Italia, mai una parola a favore del popolo italiano. Ma non mica solo lui, I Maranza agiscono da iene, scrive quest'altro. Le forze armate devono essere dotate di taser. In altri paesi hanno altre armi e le usano quando c'è da inseguire qualcuno. Noi lo inseguiamo sperando che si fermi o sperando che vada fuori strada. È che se lo speri, se quelli al volante in questo caso stavano guidando la moto, il motorino, stavo dicendo, non era una moto, e se tu speri che si vadano a impiantare, sei razzista. Se poi scopriamo che sono di colore, è che quelli non sapevano che fossero di colore, avevano il casco e quindi non potevano essere razzisti in anticipo. Per madri violente, galera severissima. Qui parliamo naturalmente, sono tutti WhatsApp che si riferiscono alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, che vi ho letto dalle 7:30 alle 9:30. Se vi siete persi la mia rassegna stampa la trovate poi sul sito radiolibertà.net cliccando podcast, oppure in replica questa sera dalle 20 alle 21. Sì, c'è un decreto legge bello disegno di legge potente che la Lega vorrebbe portare avanti, che ha affossato in commissione perché l'opposizione sta facendo chiaramente una protesta paurosa, tirando tutti i freni a mano possibili e immaginabili. Tra le belle propostine della Lega e del centrodestra anche la galera per le madri, le famose zingarelle, quelle perpetuamente incinte che non possono andare in galera perché hanno un figlioletto. Vediamo di mettere i puntini sulle i e di sistemare questa cosa. Basta cittadinanza, chiunque non dimostri assoluto rispetto per l'Italia e le leggi italiane. E qui ci riferiamo ai Maranza, che ne parla oggi un quotidiano, e pare che ci sia la possibilità che facciano alleanze con gli amici anarchici che distruggono tutto ciò che trovano sulla loro strada quando fanno manifestazioni. Ci mancava pure questo. L'alleanza tra Maranza e anarchici. I Maranza sono i figli del barcone, chiaramente, ragazzacci che non hanno trovato il nostro lavoro, non ancora, speriamo che non lo trovino mai il nostro lavoro, e quindi sono insoddisfatti e quindi sono incazzati con l'Italia che gli sta dando tutto tranne il lavoro che vorrebbero diventare famosi rapper e non riescono, accidenti, e sono incazzati, sempre più incazzati. Se fanno alleanza con gli anarchici siamo fottuti. Vanno rispediti immediatamente nei loro paesi di origine. Sì, ma se Forza Italia gli dà la cittadinanza italiana, dove li spedisci? Ma ius scholae per chi agisce da nemico dell'Italia, mai ius scholae. Lo so, il problema è che sono i nostri alleati di Forza Italia. Che ne facciamo? Usciamo dal governo per protesta? Disgustoso, un prete gay o sposato. Da Bergoglio non mi aspetto niente di buono. Aprire ai seminari ai gay è favorire la non castità. Ma questo non lo so, perché uno che è gay non deve essere casto? Un gay casto l'avete mai conosciuto? Scusami, non scherziamo adesso, ma se vai a fare il prete sai che devi essere casto anche se sei gay. Sto dicendo cacchiate? No, ditemelo, perché il regista Francesco sta facendo finta di niente, firulì firulano. Sto dicendo cacchiate? No, dicevano qualcuna, vabbè. Da donna mi va benissimo confessarmi dal prete maschio, mi scrive qualcun altro, ci può stare, però magari, insomma, quando si parla di cose intime, tu dici le cose intime non gliele dico al prete, è possibile anche questo, allora non ti sei confessata bene. Cosa scrive questo? Un famoso marchio. Questa me la devi inquadrare, Francesco. Un famoso marchio di autoradio e anche di amplificatori?
Marantz. Storica questa. E cavolo, non l'ho avuta l'autoradio Marantz perché era già costosetta ai tempi. Però, certo, ci sono anche amplificatori e roba buona della Marantz, che sarebbero poi appunto i Maranzi di quest'oggi, Maranza di oggi, che erano i vecchi tamarri, capito? Un tempo dicevamo tamarri, dalla febbre del sabato sera è venuto fuori questo termine. Adesso Maranza, o come dice Sammy Varin, i figli del barcone, o, se volete essere alla page, quelli del Taarrush Gamea, e quindi queste violenze di gruppo che si fanno a Capodanno contro le ragazze che poi non denunciano per paura, o a denunciare, avete visto, sono quelle 2, 3, 4, stanno aumentando, E adesso il sindaco di Milano qualcosa dovrà dire anche su questo? No, assolutamente. I giudici, la magistratura, le telecamere, vedremo se è vero, non lo so. Buongiorno. Solo gli asini vorrebbero i preti sposati. Gesù era sposato? Se leggete bene, non si apre ai gay. Gli ortodossi sono scismatici, scrive Marco. Poi avremo anche i preti divorziati. Bello, buffoni. Non scherziamo, però è un qualcosa che tira sta cosa. Infatti vediamo come siamo progrediti senza santi preti. Certo che l'ignoranza religiosa è totale in Italia. Come vedete abbiamo degli ascoltatori molto attivi. Non ho capito, Sammy, ma quando c'era la sinistra al governo, i treni di tutta Italia li conduceva il loro ministro delle infrastrutture? No, semplicemente non faceva un cazzo, capito? Per decenni le nostre infrastrutture sono state ferme, insabbiate. Chiedo scusa, non è che non facessero niente, ma era tutto fermo, insabbiato, perché la burocrazia l'ha inventata il PD. E quindi era un gatto che si mordeva la coda. Chiaramente non si lavorava, c'erano le proposte, le leggi, ma non si lavorava. Arrivato Salvini ha messo il pepe in culo a tutti i lavori sulle infrastrutture, e qualcuno dirà la battuta, e si vede, e certo, i guasti, i guai, i rallentamenti, minimo, però questo è il prezzo anche se vogliamo che l'Italia riparta. Altrimenti lasciavamo tutto come prima e tutto era fermo al 1900. Per me, povero senza cultura, il male di tutti i mali è purtroppo la demoniaca ideologia dei partiti che si diffonde utilizzando i filosofi e il potere economico, il vero mostro di corruzione. Mamma mia. Fa paura questo WhatsApp. Sammy, ho appreso stamani che il mondo dei diversi sessualmente parlando si è arricchito di una sigla composta da 7 lettere, cioè LGBTQIA+. Per arrivare a completare l'alfabeto ce ne vuole ancora, forza, è vero, No, ma bisogna parlare di tutti, altrimenti sei razzista, sei omofobo, è minimo. Ciao Sammy, no ai sacerdoti sposati, meglio sacerdozio a suore. Austin da Brescia, Sammy, anche tu, Bergoglio non è papa, ma perché anche tu insabbi la verità sulla declarazio di Benedetto XVI. Lui non ha abdicato, ma è stato costretto a ritirarsi, ma non ha abdicato. E caro Austin, io stavo leggendo un quotidiano, sono un misero lettore di rassegna stampa. Buongiorno. A proposito di quanto si accusa Salvini per il ritardo dei treni, mia figlia viaggia da anni, sui treni e i ritardi ci sono stati da sempre, per cui accusare la destra se qualcosa non va è da miserabili. E ancora, Pina, un giorno mi è stato detto che se sono italiani non si possono mandare a casa loro. Ebbene, non si deve dare assolutamente una cittadinanza definitiva, lo ricordiamo, gli amici colleghi di Forza Italia vogliono lo ius scholae, quindi qualche annetto di scuola e il figlio del barcone diventa italiano. Bisogna, il Maranza, aspirante Maranza, mica tutti, bisogna pensare a una cittadinanza diversa. Oh mamma mia, arriva anche la cittadinanza diversa. Cosa ci inventiamo? Come la protezione internazionale, che qualunque immigrato, ma dai che una protezione te la diamo, se non questa ti diamo quell'altra, e
Oh, c'è il raffreddore. Ah, allora non puoi tornare al tuo paese. No, no, no. Ah, fa troppo caldo da te. Stai da noi, stai da noi. Non devono mai essere italiani, ma italiani acquisiti. In questo modo, se non agiscono in modo onesto, si potrebbero rimpatriare. Beh, guarda che tra le proposte della Lega, razzista e anche un po' fascista, c'è pure questa che la cittadinanza, se fai dei gravi reati, la perdi. Dobbiamo stare attenti a regalare la cittadinanza, scrive ancora. La sinistra pensano che un domani voteranno per loro perché bravi, ebbene sono degli illusi. Ma, cara ascoltatrice, non ne sono certo, perché li convincono con argomentazioni, soldi, tu dici, beh, insomma, tutte le varie protezioni internazionali, gli facciamo qualunque cosa purché restino da noi, il peso, il costo per un comune a mantenere questa gente, che poi chiede naturalmente il riavvicinamento familiare, quindi arrivano figli, madri, padri, nonni, e in quel momento diventano attenzionati al 100% da parte del vostro comune. Ogni minima risorsa del welfare va a loro. Lo sapevate? Tra i tanti WhatsApp, mamma mia, non ce la farò mai, sono tantissimi. Ciao Sammy, mi domando perché non usano gli idranti contro questi pezzi di visto che non ci hanno pensato 2 volte con i Novax. Bella domandina, forse perché è inverno, ma anche ai tempi era inverno. Non lo so, o forse perché sono così puliti questi anarchici, profumati. Già, sono i figli ben pensanti dei ricastri e quindi sicuramente sono profumati. Dove l'ha comprata la Laura quel testone? Al discount etnico del Corvetto? Ah, Marco, sì, si riferisce al testone che comunque ha lanciato l'altolà di un futuro connubio tra i Maranza e gli amici che distruggono le città, gli anarchici. Non è che alle ferrovie dello Stato con la sinistra si erano abituati a non lavorare e quindi niente controlli, niente manutenzione, tanto ci pagano lo stesso? Proprio così. Se un prete si sposa, come fa a donare la propria vita per gli altri, cioè a Cristo? È contraddittorio, poiché il prete soffrirebbe dei problemi legati alla condizione di coppia sposata. È vero, mamma mia che problemi, vero? Nel DDL sicurezza vorrei che si potesse istituire un reparto specializzato nel contrasto ai manifestanti violenti e autorizzati a indagare in profondità su origine e finanziamenti dei centri sociali e associazioni affini. Interessante proposta. Assolutamente sì. I politici sono utili solo a se stessi. Votare è un esercizio inutile, mi scrive Emilio. Poi c'è Cristiana. A proposito di furti in casa, inizio giugno 24 ho subito un furto in casa, ho fatto denuncia, 6 mesi dopo mi è arrivata la richiesta di archiviazione della pratica. Ovviamente refurtiva mai trovata, mai cercata, direi. A che serve denunciare? A fare statistica? Vero, Cristiana, è vero. Vero è che non denunciamo più e anche reati gravi come la violenza sessuale non viene più denunciata in alcuni casi. Ah, non si dice un delinquente in meno. E come si dice, Massimo? Bisogna essere gentili in alcuni casi, un pochetto. Per le violenze facilmente prevedibili dei soliti teppisti, facile conteggio. Se ci sono stati 10 poliziotti in tenuta antisommossa feriti, ci dovrebbero essere minimo 20 teppisti in ospedale e 50 arrestati. Invece nulla. Fermiamoli subito, non pensiamo ad altro, non chiamiamo le bombe carta che lanciano, sono bombe vere e proprie che possono ferire e uccidere. Sveglia e durezza, forze dell'ordine, se occorre mano alle pistole, delinquenti appoggiati anche politicamente. Wow, wow, wow. Belli tosti i nostri ascoltatori. Caro Sammy, sei sempre simpatico, fai una piacevole rassegna stampa, ti prego però non accennare a Salvini, ministro degli interni. Salvini già è stato perseguitato abbastanza, adesso si organizzerebbero ancora meglio. Se Salvini riesce a realizzare opere importanti ai trasporti come quelle che sta promuovendo, si aggiunge un'altra medaglia. Sì,
Oggi sulla stampa poi veramente c'è tanto di quel fango, ma ripeto, l'ho sentito io, addosso a Salvini, ma è come se fosse arrivato anche al sottoscritto, che è un leghista di non primo pelo, diciamo così. Quanta ragione, che schifo, uno fra tutti, Bastoni in Forza Italia, mi vergogno per lui. E Tosi, ricordate? Ricordiamo. Casorami, la religione musulmana predica dire bugie per conquistare, è vero, è la tachia. Il padre quindi semina guerra e odio. Tacciamo di infinite cose, me ne vado, ma ragazzi, ci sono ancora WhatsApp che non ho letto e mi scuso, siete stati grandiosi, ma se vi è piaciuto lo rifacciamo domani. Sveglia presto, dalle 7:30 in poi, Sammy Varin ritorna in rassegna stampa. Grazie a Francesco della pazienza, a domani. Avete ascoltato